La pandemia ha messo a dura prova il sistema economico, in particolare il sistema fieristico, ma la capacità di risollevarsi può arrivare solo guardando al futuro, un futuro che prevede l'integrazione per quanto riguarda la fiera del digitale con la presenza, può arrivare anche grazie al confronto, al dibattito per poter ricominciare, ricostruire. Lucio Gomiero, amministratore unico Udine Gorizia Fiere, vicino a me per questa puntata di Screenshot. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Gomiero, che dire, avete chiamato raccolta in questi giorni, abbiamo anche assistito attraverso alcune presentazioni, alcune trasmissioni, il mondo dell'agri-food della regione per guardare il futuro, darsi obiettivi, nuove sfide, dare indicazioni per il 2023. Se può fare un bilancio innanzitutto, e perché è nata questa idea, se dobbiamo cominciare a ritroso? Su Casa Moderna siamo riusciti a fare entrambe le edizioni, quindi sì, nelle due annate critiche del 20 e il 21, un po' Casa Moderna batte Covid 2-0 abbiamo detto. Sì. Sul mondo di Agriest invece la cosa non è stata possibile, siamo stati meno fortunati come periodo e quindi abbiamo pensato di prepararci però a quello che potrebbe essere un 2023 e quindi nel pensare a quali potrebbero essere gli input da raccogliere per progettare questa fiera, abbiamo pensato di condividere questi input che via via arrivavano. Quindi abbiamo creato un board, un insieme di 5 persone, in cui abbiamo messo insieme l'università con il rettore Pintone, abbiamo messo insieme il cluster agroalimentare, il mondo della via dei sapori con Filipputi, quindi Filipputi, Siagri, no? del mondo della tecnologia, insieme con Casaleggi del mondo dell'innovazione, e con loro abbiamo progettato un palinsesto. Nasce così, nasce con l'idea però che questo board dia continuità poi nel tempo alla riflessione, quindi non siamo più da soli il team della fiera, è il team della fiera insieme con questo board che ha progettato questi 3 giorni, questi 3 mercoledì che si sono conclusi da un paio di giorni. Ciò che viene fuori di interessante è che lei ha parlato prima di Siagri, però lei ha parlato di innovazione, ha parlato anche di tradizione, è che si può accostare adesso questi due termini, digitale e agricoltura, perché quando si pensa ad agricoltura si pensa sempre a qualcosa che ha a che fare magari col passato, con l'aratro, no? Adesso si parla tanto di siccità e quindi con l'irrigazione si pensa un po' a cose di tradizione, però subentra poi anche la digitale all'interno? Il digitale sta trasformando tutti i settori. Sull'agricoltura è entrato più lentamente, ma subirà un'accelerazione. Come dice anche il professor Bagnoli che è intervenuto, ci sono delle innovazioni di cui non ci accorgiamo, ma ci sono delle innovazioni che non si accorgono di noi e ci travolgeranno. E probabilmente la trasformazione digitale dell'agricoltura è molto vicina a questo. Oggi in Italia abbiamo solo il 6-7% delle superfici coltivate che adotta tecnologie 4.0, quindi di agricoltura di precisione per l'irrogazione, per l'uso dei fertilizzanti, per la scelta delle piantine da mettere in campo e per tutte le tecniche poi via via nel ciclo di vita. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di accelerare questo processo, abbiamo bisogno di avere più monitor e meno trattori. Da questo punto di vista abbiamo bisogno probabilmente anche di accelerare, come è avvenuto durante la discussione con la presentazione di Anna Turato, questa giovane imprenditrice, anche il cambio generazionale, che non è una sostituzione ma è un affiancamento, quindi la tradizione si affianca a quello che però è l'innovazione. Anche perché notiamo che tanti giovani adesso stanno riscoprendo la terra, si torna un po' indietro, e perché è brutto dire si torna indietro quando in verità si guarda al futuro, però un po' alle origini, chiamiamola così. C'è un limite oltre il quale non possiamo andare, pensiamo, è emerso anche da questi lavori. E quindi il mondo dell'agricoltura, il mondo del cibo deve ripigliare quello che è un alveo importante. Non si può ridurre a pochi sementi, a pochi operatori, a poche realtà. Deve crescere in maniera diversa. Ecco perché si tornerà un po' alle origini. Nell'Ottocento, facciamo un esempio lontano da noi, a Parigi era una città dal punto di vista dell'orticoltura autosufficiente, anzi esportava in Gran Bretagna. Oggi Parigi è autosufficiente per la parte ortaggi e orticoltura per 3 giorni, da questo punto di vista. E quindi anche la biointensità, alcune tecniche di coltivazione vanno recuperate proprio nel rispetto della natura
cercando di comprendere un po' i modelli che oggi si possono applicare. Una cosa di cui abbiamo parlato a lungo è il tema del vertical farm con l'azienda Zero, che è qui vicino a Pordenone, ma sta facendo investimenti su Milano, in America e 2 in Medio Oriente. Ecco, lì parliamo di tecnologie che ci consentono, ad esempio, di incrementare la produttività di 1 metro quadrato di terra di 32 volte, proprio perché vengono sviluppati in verticale. Ma soprattutto, la cosa bella è che l'impiego dei fattori come l'acqua è assolutamente sostenibile, perché si arriva a risparmiare il 90, oltre anche il 90% di acqua rispetto a una coltivazione tradizionale. Anche perché lei ha parlato di sostenibilità, infatti quello che mi viene in mente proprio in questi giorni, si parla tanto di sostenibilità, di fabbisogno energetico, che dobbiamo cercare di autoprodurci, insomma, in Italia, di essere autosostenibili, però l'alimentare è una cosa fondamentale. Noi siamo una nazione nata proprio su questo importante fondamento. Magari ce lo siamo dimenticati un pochettino quando bisogna valorizzare l'enogastronomia, il nostro agroalimentare. Vede, assolutamente sì, nel mondo dell'economia c'è una scala, si chiama scala di Maslow, dove ha 5 livelli di realizzazione e di soddisfazione di quello che sono i bisogni dell'individuo. Ai primi livelli c'è proprio il cibo, c'è la salute, c'è il bisogno di essere riparati in una casa, c'è bisogno di avere un po' di energia per poter fare le cose. Ecco, noi ci siamo un po' levati per scontati tanti fattori del primo livello di questa scala. La pandemia ci ha messo in luce che sulla salute abbiamo preso una grande scoppola. Da 1 anno e mezzo anche sull'energia la stiamo prendendo. La prossima sfida è proprio l'alimentare. Allora, il cibo, già abbiamo visto che qualche cenno l'abbiamo avuto con la guerra. Se mai ci fosse stato un momento in cui intensificare questa attività sul cibo e sull'agricoltura è oggi, e questa sfida non possiamo perderla, perché di tutti i bisogni primari di questa scala è quello fondamentale, quindi ci dobbiamo rimpossessare velocemente di tutte della terra, delle tecniche di coltivazione, andando avanti, come dicevamo sul suo stimolo, con l'innovazione che affianca la tradizione. E poi un altro, si è molto parlato in questa regione di un marchio, insomma quello di Io sono FVG, insomma, che può essere da stimolo anche poi per cercare di ricercare i prodotti all'interno della propria regione, no? Cercare di capire da dove arrivano e quali ricchezze noi abbiamo, no? Questa è una regione molto ricca, quindi il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia in maniera orgogliosa presenta un prodotto in cui almeno, come dice Claudio Filippuzzi, almeno il 50% ha all'interno qualcosa che è stato prodotto, lavorato in questa regione. E credo che sia il messaggio corretto per spingere un po' le produzioni. Dobbiamo avere il coraggio però di inseguire le filiere fino in fondo. Abbiamo delle filiere oggi in Italia che non sono assolutamente presidiate, ad esempio la filiera del legno, e questo riguarda le regioni, la nostra, ma riguarda anche le regioni vicine. La filiera del legno, scusate, soprattutto nella fase di lavorazione iniziale, le grandi segherie in grado di poter evitare che il legno venga portato all'estero, lavorato in modo primario per poi essere riutilizzato nelle aziende, visto che noi di aziende nel settore del legno ne abbiamo molte. Questa è la realtà ben nota a tanti operatori che anche sono a Casa Moderna e che usano legno, oppure operatori che sono insediati nel parco di Amaroto. Dobbiamo rimpossessarci di alcune filiere, quindi dobbiamo produrre un po' di più nelle nostre terre, e le tecnologie 4.0 di automazione, di precisione, di verticalizzazione possono aiutarci tantissimo. Ecco, anche perché comunque, come lei accennava, insomma, il modello globale l'abbiamo visto, deve essere ripensato, non è infallibile come si pensava, globalizzazione uguale sviluppo, e serve. Non è giusta la parola autarchia in questo caso, ma come diceva lei, filiere, no? Filiere all'interno del percorso per poterle valorizzare. E l'ultima cosa che le chiedo prima di andare in pubblicità, un'altra delle sfide importanti, però anche la questione del cambiamento climatico. In questi giorni si è parlato molto di siccità, di irrigazione, insomma, c'è stata un'enorme discussione, ma sappiamo che dobbiamo abituarci anche da quel punto di vista a questo tipo di clima che ci accompagnerà. Non dobbiamo essere sorpresi di questi fenomeni, dobbiamo prepararci. Prepararci vuol dire usare meglio le risorse nel momento in cui diventano scarse.
Ci sono regioni che hanno fatto dell'agricoltura di precisione, dell'evoluzione tecnologica un elemento di differenziazione. Pensiamo a cosa succede in un luogo come Israele sul mondo dell'agricoltura. Quindi noi abbiamo bisogno di recuperare questo. Un punto su cui noi lavoreremo con la fiera, nelle prossime fiere, sarà sicuramente il digitale, sarà sicuramente la parte sostenibilità, ma vogliamo riportare dentro ad Agriest il cibo. E l'altra cosa fondamentale che ci ha restituito questi giorni molto partecipati a livello digitale e in presenza è la parte si parla di cultura del cibo. In realtà noi vogliamo fare in modo che ci sia l'educazione sul cibo e quindi investiremo dei tempi, delle sessioni, dei lavori in modo che aumenti quella che è la capacità di comprendere il cibo, le sue dinamiche, le sue coltivazioni già quando siamo giovani, piccoli. Possiamo insomma riassumere praticamente quest'Agriest 2023, lo riassumo io magari, sostenibilità, educazione, digitale, queste sono tre parole magiche, insomma, innovazione. Allora andiamo in pubblicità e poi torneremo a parlare proprio di fiera, cerchiamo di capire insomma perché il titolo di oggi non è solo verso Agriest 2023 ma anche verso la fiera 2023, sempre che non siamo già nel futuro, nel presente con i veri progetti della fiera che sono già iniziati. Pubblicità. Bentornati in diretta con Screenshot verso la fiera 2023, come abbiamo detto anche verso Agriest 2023, avrete magari assistito anche attraverso le nostre trasmissioni a questi workshop, 3 se non sbaglio, che sono stati trasmessi. Vicino a me Lucio Gomiero, amministratore unico Udine Gorizia Fiere. Sono andati bene questi workshop? Come contatti? Sono andati molto bene. Durante il primo ho avuto più di 1000 contatti attivi alle ore 3 del pomeriggio, quindi ottimo, sì, perché c'era un pubblico di operatori, ma c'era un pubblico anche così generalista. Vuol dire insomma che la gente si collega, ha capito insomma che le fiere del futuro sono in digitale anche? Anche, ho usato anche, no? Anche, esattamente, ecco. È un buon segnale. Senta, ma come saranno le fiere del futuro? Al di là delle battute? Se dovesse fare un po' il Nostradamus della situazione, ma un modo di dire, insomma, visto che... Credo che sia difficile immaginarlo, siamo tutti convinti che ci sarà un mix fra il fisico e il digitale e questo sarà indubbiamente. Quale sarà il mix? Sarà una ricetta tutta da scoprire. Credo che ogni evento avrà la sua caratterizzazione e quindi questo mix fra digitale e fisico ciascuno lo doserà. Io credo che ci saranno meno eventi fieristici, non tanti in meno, ma un 30% in meno, questa è un po' la mia convinzione, parlando in generale, ecco, da questo punto di vista. E contemporaneamente perché le aziende hanno capito che si può sviluppare la conoscenza del prodotto anche attraverso modalità diverse, quindi magari le fiere avranno un po' meno rilevanza di quanto era prima. Non spariranno, ripeto, 25-30% in meno, ma il business delle fiere e l'attività delle fiere rimarrà. Ecco, proprio su questo voi avete deciso di dare una nuova progettazione al quartiere fieristico udinese, Udine Gorizia, perché immagino, perché in questi mesi si è parlato di hub vaccinale, adesso di hub per l'accoglienza degli ucraini, poi si parla adesso di musica dal vivo, si parla di formazione 4.0, uno magari si può chiedere ma dove state andando? E allora si può concludere, non lo so, in vari settori. In realtà è tutto vero, però sappiamo dove stiamo andando. I nostri azionisti compatti hanno validato un piano nel 2020, al di là poi dei cadimenti della parte più sanitaria, questo piano sta andando avanti. Quindi la nostra visione, faccio un passo indietro, la sede dove siamo oggi nasce nel 1884, quindi nasce la società anonima Cotonificio. Leggo le frasi, formata, costituita da benestanti friulani, imprenditori triestini e la Banca di Lugano. Nasce e rimane attivo fino al 1979, quando il Cotonificio cessa. Ecco, noi pensiamo che il 2021 sia l'anno, dopo queste due date che ho dato, in cui inizia la trasformazione verso quello che è un campus multifunzionale. Quindi il concetto della fiera resta,
ma è una delle componenti di un campus di questo genere. Allora, per aiutarci, magari mettiamo in onda come certo. funziona questo campus multifunzionale, no? Noi abbiamo identificato delle zone, delle aree, questo è qualcosa che stiamo presentando ormai da oltre un anno, quindi abbiamo la fortuna anche di avere il Ledra che la percorre al centro e quindi crea una zona a sinistra e destra del canale. E vedete, la zona in alto rimarrà con 5 padiglioni, dal numero 5 al 9 rimarrà l'area delle fiere, l'area degli eventi, l'area che abbiamo fra l'altro rinnovato e abbiamo visto qualcuno ha già dove tuttora si svolgono, dove tuttora si svolgono, dove si sono svolte negli ultimi anni, di fatto, perché poi altri padiglioni erano chiusi. Quindi i padiglioni che avete visto rinnovati, l'area che avete visto asfaltata durante Casa Moderna è rinnovata, quella rimane l'area tipica delle fiere. Sugli altri 4 padiglioni noi stiamo pensando invece a una grande trasformazione. In questo momento su uno di questi 4 abbiamo l'hub vaccinale, che è il più grande della regione, quindi un lavoro congiunto fatto con la sanità e la protezione civile, direi in grande sintonia sempre, mentre i padiglioni che vedete in basso a destra, credo evidenziati in verde, sono i padiglioni su cui stiamo pensando con diversi interlocutori in una trasformazione in quelle che sono ambienti di apprendimento. Ecco, ambienti di apprendimento per la crescita e per la sostenibilità e l'innovazione. Questa dovrebbe essere la missione di quei padiglioni. Non mi ha parlato però di musica dal vivo? C'è questa novità? La musica dal vivo verrà fatta all'interno del padiglione 6, il nostro padiglione ammiraglia, che ha subito l'anno scorso il primo intervento strutturale e che adesso sarà completato proprio con un cantiere che parte a metà di aprile, che ci consentirà di sistemare alcuni servizi, ci consentirà di preparare anche tutti quelli che sono i piani di evacuazione, rifaremo l'illuminazione, perché non solo lì creeremo questo che è un gran teatro con 2500 posti, e quindi competeremo con un teatro come quello di Palageox di Padova, e quindi qui vorremmo portare durante l'inverno, quindi padiglione 6, durante l'inverno, avremo questo tipo di offerta di un palinsesto di spettacoli musicali, di intrattenimento, che vorremmo che più organizzazioni usassero da questo punto di vista. Quindi è una piattaforma aperta per quanto riguarda il mondo della cultura. E sarà in quel periodo che noi faremo i nostri spettacoli. Teniamo presente che a fine anno poi attrezzeremo tutto per ospitare EIOF, che è il grande evento della regione dei giochi invernali olimpici della gioventù, che avrà una parte di hockey proprio all'interno del padiglione 6, dove avremo una grande pista di ghiaccio fondamentalmente, un palaghiaccio. Ecco, ci potrebbe essere spazio anche per uffici? Assolutamente sì. Perché parlo anche per liberi imprenditori oppure anche nel ridisegno dei padiglioni 1, 2 e 3, quella zona che abbiamo visto, c'è proprio l'idea che lì diventi un centro per, come dicevo, ambienti di apprendimento, ma anche ambienti che possono ospitare uffici più o meno grandi. Anche laboratori, leggo, no? C'è anche laboratori da questo punto di vista, perché sono laboratori di innovazione. Infatti noi i dialoghi che abbiamo sono con diverse istituzioni da questo punto di vista, perché stiamo dialogando, ovviamente avevamo dialogato molto con le scuole, stiamo dialogando con gli ITS, con la Camera di Commercio stiamo facendo un lavoro per pensare anche a un ITS che sia coerente con le missioni del mondo fieristico, perché noi nel mondo delle fiere vogliamo tenere fermi 2 punti. Uno è il mondo dell'arredamento e il design, e l'altro punto è quello dell'agri-food. Ecco, anche in coerenza con queste 2 missioni noi vogliamo creare degli insediamenti per l'innovazione, per la formazione superiore. E come si chiude questo bilancio? È un bilancio che si chiude, noi l'anno scorso avevamo chiuso in pareggio, anzi avevamo avuto un leggero utile, anche grazie a un'operazione straordinaria. Quest'anno chiuderemo in una perdita, ma molto più contenuta rispetto al passato, in un quadro ovviamente complicato come era in questi anni. Credo che sia del tutto in linea con quanto i soci già avevamo visto. Però nel frattempo proseguiremo coi lavori, perché quei padiglioni, quando io le raccontavo che l'1, il 2 e il 3, noi a metà di aprile, perché oggi siamo il primo, non c'è nessun pesce, no, oggi non è previsto nessun pesce qua, no, meno male.
Ecco, a metà di aprile, vabbè, sarà Pasqua, sarà un po' dopo, noi partiamo con i cantieri per cui il padiglione 1 noi interverremo da questo punto di vista e sistemeremo anche la parte verde dell'accoglienza e entro fine mese contiamo anche di cominciare quel lavoro importante lungo il muro di cinta che tanto ci stava a cuore, per poterlo un po' rompere, abbattere un muro che faccia vedere anche la bellezza del campus complessivo. Senta, mi ha parlato di accoglienza, mancano 2 minuti alla fine della trasmissione. Sai che digitando un po' su internet, perché mi piace un po' smanettare come tutti i giovani, non sono giovane, ma comunque. Io ho scoperto una cosa, c'è un progetto, ma non so se è un suo omonimo, Save Ukraine Art, giusto? Questo progetto per salvare le opere d'arte in Ucraina, e cita lei a un certo punto, parla da questa esigenza, nasce il progetto del professor Lucio Gomiero, perché sorride, non è lei, perché non so se è un pesce d'aprile. No, e parla di... E questo... No, non è un pesce d'aprile. Cioè lei si mette a salvare opere d'arte, mi scusi. Allora, come acchiappa notizie, visto che il titolo della esatto. acchiappa notizie, ecco, ce l'ho fatta? La notizia è acchiappata, nel senso che se è una notizia. No, sono curioso, perché adesso non sapevo allora, qualcuno sta chiedendo, ma cosa fate adesso che accogliete gli ucraini, c'è il centro vaccinale, il primo intervento di soccorso in fiera? Li stiamo accogliendo, ma noi stiamo continuando lo stesso i progetti da questo punto di vista. E quindi con la protezione civile, con la prefettura, con la sanità, con la regione, e quindi siamo molto fieri di questo. Ma questo è nato un po' dall'osservazione, è un progetto, effettivamente c'entro anch'io, ma c'entro anche imprenditori di questa regione, c'entrano spero anche i musei di questa regione, c'entro già i musei della regione vicina del Veneto, si stanno muovendo imprenditori per consentire da un lato la solidarietà è importante, quindi prima di tutto sicuramente il cibo, prima di tutto sicuramente i profughi vanno ricoverati nei luoghi corretti, vanno salvati, abbiamo visto che sono 4 milioni più 6 di sfollati, quindi questa è la prima emergenza. Però noi pensiamo, abbiamo capito, grazie ai contatti locali che abbiamo con le OPLI, che è importante salvare anche i simboli dell'identità di un paese. I simboli dell'identità di un paese sono anche le opere d'arte, o soprattutto le opere d'arte. E quindi l'iniziativa Save Ukraine Art 22 ha proprio l'obiettivo di mettere insieme una filiera di attori che sono le imprese innanzitutto, gli operatori logistici, il mondo della comunicazione, il mondo museale, in modo da far arrivare lì strumenti, materiali e anche consulenza per poter mettere in sicurezza le opere un po' nei bunker e proteggere da quelle che potrebbero essere le evoluzioni. Ecco, ho acchiappato la notizia giusta, non era un pesce da pena. No, perché prima girando ho trovato questa Emilia Post e ho detto non mi sembrava tanto normale, insomma, che ci fosse, che ne parlasse anche l'ha trovato su Emilia Post? Emilia Post, sì, l'ho trovato. Perché quindi è già andato là, è qui Veneto Friulano ancora, però è già emigrato. Però è già emigrato in Emilia, poi se sono interessati. Ecco, il Nord-Est in campo per l'Ucraina, nasce il progetto per salvare le opere d'arte, così diceva e così è vero. Bene, grazie dopo questo piccolo spazio, insomma, dedicato alla curiosità. Grazie a Lucio Gomiero per essere venuto da noi. Grazie a voi anche per il continuo aiuto dato a quello che è la comunicazione corretta della trasformazione che la Fiera sta facendo, e ripeto, c'è un gioco di squadra importante. Finalmente la Fiera è ritornata ad essere al centro dell'attenzione della città e della regione. Questo è un luogo che ha un potenziale clamoroso e le progettualità e le persone intorno ci sono tutte. Certo. Grazie mille, buona serata a tutti, buon fine settimana, ci vediamo mercoledì, arrivederci.